Uniremo Treviso e Belluno, 4 parole che hanno fatto scoppiare la rivolta tra le Dolomiti. A pronunciare il presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro, che, tra l'altro, è anche presidente dell'Unione Province del Veneto. Quello che brucia ai bellunesi, impegnati nella difesa della loro provincia e alla ricerca di legami con territori di montagna e non politiche di pianura, è l'aver approfittato, per così dire, del voto politico che regna nel bellunese. Mi pare una forzatura, anche perché se ne approfitta che vi è un commissario a Belluno che non può reagire perché è un commissario prefettizio e quindi è allineato verso i poteri forti del governo. Siamo alle solite, Muraro pensa ad avere le chiavi di casa nostra. Io dico, noi vogliamo un governo di montagna per la montagna. Non siamo interessati a una fusione con Treviso perché non è nella storia, non è nelle cose. Anche i territori ladini, la metà della superficie della provincia, un terzo degli abitanti, si schierano contro Muraro. Già Belluno nel Veneto ha contato poco. Diventare periferia di Treviso significherebbe l'azzeramento totale di peso politico e diritti. E vediamo come politiche invece per la montagna attuate da Trento a Bolzano siano molto più attente alla gente di montagna, alle minoranze linguistiche ivi presenti, per cui siamo contrarissimi ad un'aggregazione a Treviso. Lo scontro tra territori diventa presto scontro politico. È un comportamento scorretto che merita censura da parte anche della Lega Nord, se esiste ancora la Lega Nord in provincia di Belluno, perché il problema è tutto lì. Arriva a stretto giro di posta la replica del segretario provinciale leghista Diego Vello. Siamo gli unici che a Roma si stanno opponendo ai tagli. Bond pensi piuttosto a convincere i suoi colleghi di partito che sono complici di questo governo. Ma il dibattito e l'improvviso risveglio politico fanno infuriare ancora di più il cittadino medio. Scandaloso il silenzio della politica bellunese di fronte a tutto quanto sta accadendo, o comunque un progetto che non c'è un'idea per questo territorio, non c'è un'idea. Il bellunese è pronto a alzare le barricate. Appena messo in soffitta al raduno delle penne nere, si sente ancora l'eco del motto alpino: di qui non si passa. Siamo alla montagna, non vogliamo diventare il giardino di nessuno, siamo ospitali, amici dei trevisani, dei veneziani, dei mestrini, di tutti, ma ben consci del fatto di abitare e di voler abitare a casa nostra.